Uno dei temi più dibattuti della riforma della buona scuola è quello delle scuole paritarie, degli sgravi fiscali in favore delle scuole paritarie. Chi è contrario la chiama privatizzazione dell'istruzione. Sandra Magliani è andata in Veneto, una regione in cui le scuole paritarie costituiscono una buona fetta del settore dell'istruzione, tra licei d'eccellenza e un preside che è un sacerdote, tra maestre d'asilo, insegnanti e genitori. Un campanile, un asilo, cambiano i nomi, scuola materna, scuola d'infanzia, ma non cambia il paese. Non qui in Veneto, vecchio feudo della democrazia cristiana, terra di parrocchie, preti e suore che tirano su i bambini. Buon pranzo! No, non è il potere della Chiesa, è la Chiesa che si mette a servizio delle popolazioni dove non c'è altro. Noi qui abbiamo tante parrocchie che dalla fine 800, inizio 900, al massimo nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, dicono qui i nostri bambini sono abbandonati, lo Stato non fa nulla, il comune non ha i mezzi, fondiamo noi una scuola. Retaggio storico e radicamento profondo. Di fatto le scuole parrocchiali, oggi paritarie, qui sono una presenza schiacciante. La nostra città di Albignasego è composta di 8 comunità parrocchiali, ciascuna di queste ha una scuola dell'infanzia, qualcuna anche ha l'asilo nido. Ma ci sono anche scuole pubbliche? Allora, come scuole pubbliche, per quanto riguarda l'infanzia, c'è solo un asilo nido. Quindi 1 contro 8? Sì, per contro, sì. Contro, voglio dire. In rapporto. In rapporto a 8. Molto legate alle famiglie, attente al benessere del bambino, le paritarie sono certo un valore aggiunto, ma c'è un ma. In qualunque quartiere di Padova, in qualunque paesino del Veneto, lei ha la possibilità di scegliere tra pubblico e privato? Assolutamente no. Assolutamente no, perché per una questione culturale e storica il Veneto presenta una stragrande maggioranza, sempre nei gradi bassi dell'istruzione, di scuole di tipo confessionale, quindi non c'è la possibilità di scegliere. Sono circa 9 milioni gli studenti in Italia, di questi 700.000 sono iscritti alle scuole paritarie cattoliche e poco più di 300.000 alle altre paritarie, 8 milioni vanno alla scuola pubblica. Se guardiamo gli alunni quindi il rapporto è di 8-1, ma se spostiamo lo sguardo sulle scuole è di 1-1, 8.500 le pubbliche, quasi altrettante le paritarie cattoliche. Questa è una scelta non tanto legata solo ai preti che hanno fatto queste bellissime scuole, ma è legata anche ai politici che hanno deciso di non fare altro. Non voglio che si immoli nessun prete, non sto dando delle responsabilità a chi ha fatto le scuole confessionali, che hanno tutto il diritto di farlo. E gli è anche garantito dalla Costituzione. Il problema non è quello che fanno i preti, è quello che non hanno fatto e che non fanno i politici. Insegnante e papà di 2 bambini piccoli, Gianluca Maestra difende con le unghie e con i denti la scuola pubblica. Ci ha studiato, ci lavora, ci manda i figli e soprattutto ribadisce con i colleghi del sindacato la scuola pubblica è un bene garantito dalla Costituzione. Lì dentro c'è scritto che tutti i cittadini devono essere uguali, che a tutti devono essere offerte le stesse garanzie. Se io non posso iscrivere mio figlio in una scuola statale dove queste garanzie come istituzione lo Stato me le garantisce e sono costretto perché non ho posto nel mio territorio a mandarlo in una scuola che è di tendenza, io non sono garantito. Dicono che hanno anche bambini musulmani? Ma il problema non è avere bambini di un tipo oppure di un altro. Se io qui su Padova non trovo posto in una scuola statale, anche se sono musulmano, ebreo, arabo, cinese, moldavo, qui abbiamo una cultura che è ormai abbastanza multietnica, il 18% dei bambini che vanno alle scuole sono stranieri da noi.
Trasformare una scuola privata in pubblica non è facile, occorrono fondi e di fondi non ce ne sono. La Chiesa, d'altra parte, è sempre stata sensibile e ricettiva ai cambiamenti sociali e così, se la comunità cambia, il parroco si adegua. No, noi li abbiamo qui, sì, abbiamo vari musulmani qui con noi, sì. Non c'è problema? No, ma tutte le scuole ormai hanno ragazzini sia, ripeto, atei, come dicevo prima, come anche di altre religioni, sì, ma noi ne abbiamo parecchi qui nella nostra scuola. E quando dite le preghiere, i piccolini musulmani cosa fanno? Ah, allora, non solo le preghiere, ma anche la questione del cibo. Non è mica da poco. No, e c'è Loro hanno la loro dieta, c'è attenzione? Sì, noi abbiamo una cucina interna che è molto attenta anche alle esigenze culturali e religiose. Sì. Ciao a tutti i bambini! Allora, abbiamo fatto un risotto primavera, piatto per freddo come secondo brasato. E verdura fresca che erano le carote. Mi chiedeva per i musulmani, voi fate... Sì, ci sono dei bambini musulmani, abbiamo dei bambini musulmani, mangiano dell'altra carne, quando c'è il maiale mangiano il tacchino. Eccoli qua i nostri ragazzi. Erede di un asilo quasi centenario e di una cappella dedicata a Sant'Antonio, il protettore di Padova, che risale addirittura al 1100, Don Sandro guarda avanti. Apertura, accoglienza, gli stessi valori che hanno convinto Gianluca Maestra a scegliere la scuola pubblica. Mio figlio si è accorto che mancava un suo carissimo amico, continuava a chiedere dov'è, purtroppo questo bambino è tornato per motivi familiari in Romania e quando gli abbiamo detto ha detto no, non è possibile, è un mio amico. Allora questo dà il senso, la misura, come dire, di che cosa passa quando c'è la diversità, quando c'è si incontra, non quando c'è si racconta. E allora dove sta la differenza? Nella retta da pagare, ovviamente. Le scuole paritarie costano e se anche le famiglie ricevono un bonus da Stato, Regione, Comune, non tutti possono permettersele. Una retta annua da noi è intorno ai 5.000 euro. Le superiori, soprattutto quelle che godono di ottima fama come il Barbarigo di Padova, costano di più, mentre tra le scuole di infanzia c'è un po' di tutto. Qui si raccolgono, le famiglie benestanti che comunque si possono anche permettere questo tipo di struttura e di servizio, perché comunque si offre anche un servizio diverso. Lei crede che con questo sistema si crei un'elite, si crei una scuola d'elite? Allora, io credo che sia un'opportunità ragionare in termini di elite. Certo, qui ci perdiamo una parte di fetta sociale con cui sarebbe bello anche poter lavorare, perché si creerebbe un microcosmo, è un valore aggiunto, cioè è la vita reale con cui i bambini poi si confrontano fuori. Lei è una mamma di 3 bambini che frequentano questa scuola, come si trovano? Benissimo. Credo che il valore aggiunto della paritaria sia l'attenzione al bambino e anche alla famiglia. Il fatto che ci sia un ambiente tutto sommato selezionato, perché si paga una retta ed è anche una retta che ha una sua consistenza, è positivo per lei? Sì. Bisogna dire la verità, sì, nel senso che sai che comunque il bambino è in un certo contesto. Cioè lei ha scelto anche quello, che ci fosse un ambiente in qualche modo selezionato? Diciamo similare a quello in cui vive il bambino in famiglia. E qui siamo al punto, tutti sono liberi di scegliere la privata, chiamiamola col vecchio nome, ma perché lo Stato deve aiutare chi già può fare una scelta di questo tipo? La Regione Veneto accantona dai 14,5 ai 21, a seconda degli anni, milioni di euro. A questi si aggiungono... Per la scuola paritaria? Per la scuola paritaria dell'infanzia, solo dell'infanzia. A questi si aggiungono i soldi dati da province e comuni. A questi si aggiungono i soldi che arrivano dallo Stato. L'anno 2013-2014 la spesa che veniva per lo Stato a vario titolo data a ciascun utente era di 1.140 euro. E per la scuola pubblica invece? La scuola pubblica non tira fuori un soldo e questo è il problema, perché la legge del buono scuola della Regione Veneto è fatta in maniera tale che i soldi li do solo a quelli delle scuole private. Pubblico-privato, una contrapposizione che per qualcuno non dovrebbe esistere. La scuola, come altri settori, sarebbe destinata a seguire la via dell'integrazione. È finito il tempo dei trasporti privati, della sanità privata, della telefonia privata.
Cioè, io credo sia importante stabilire non il gestore unico, ma uno Stato che dà dei criteri a cui tutti devono chiaramente equipararsi con standard minimi o livelli essenziali di prestazioni, si vuole dire, e questo vale per tutti i vari servizi. Ma come garantire i livelli minimi di qualità e eliminare lo scandalo dei diplomifici o delle assunzioni clientelari? Nelle paritarie, per essere assunti, basta un colloquio e la bontà della scelta dipende solo dalla saggezza e dall'onestà del dirigente. Sono stato assunto per casualità, diciamo, quasi. Ho saputo che la scuola cercava, diciamo, un insegnante, ho avuto colloquio con la direttrice e è andata bene, sono stato assunto. È così che quasi tutti incominciano a insegnare, sapendo che la via d'accesso alla scuola pubblica è lunga e tortuosa. Se gli va bene, entrare nella scuola ci riesce dopo una decina d'anni. La scuola paritaria in questo senso può essere un buono sfogo per un neolaureato? Sì, possiamo dirlo così, insomma è uno strumento che viene utilizzato come un autobus per transitare altrove. La licenziabilità dell'insegnante della scuola paritaria non è di per sé una garanzia di un maggiore aggiornamento da parte sua e di una maggiore competenza? No, non credo, semplicemente il personale che lavora nelle scuole paritarie è più ricattato. E quale può essere il ricatto? Il ricatto è quello dell'occupazione. Cioè ti pago meno di quello che dovrei? Ti pago meno di quello che dovrei, o se non ti sta bene lavorare in queste condizioni, quella è la porta. E anche stasera è quasi tutto, quasi, perché oggi è iniziata la campagna dell'AIRC contro i tumori.